Amici del canale RCM, buongiorno a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con l'arte e con la musica. E oggi è venuto un altro amico a trovarmi dopo il disastro, che è Bruno Olivieri. Ciao Bruno! Ciao Maurizio, Ma che bello che anche tu sei qua. Vedete questo marchio che c'è qui, è il marchio che ha inventato e realizzato Bruno. Grazie Bruno ancora per questo bellissimo marchio. figurati è il minimo, guarda, non Io preoccuparti. sono veramente felicissimo che tu sia qua, tu sei stato, oltre che siamo amici da 40 anni si può dire, ma sei stato a Disconote, poi sei stato anche in regia con me un'altra sera, a Disconote danno moltissimo, qualche mese fa, giusto? Beh sì, era tipo Tipo settembre, una settembre, cosa sì, del sì, sì, genere, era abbastanza breve, ecco. prima Ecco, dell'autunno. Bruno, le tue impressioni da musicista, perché Bruno dovete sapere che è un fumettista, un scrittore, giornalista, cioè ha tante di quelle caratteristiche che andate a cercarvelo perché c'è tanto, tanto di Bruno Olivieri. Ecco, Bruno, le tue caratteristiche, le tue impressioni musicali su Disco Notte, di quello che è stato queste 60 puntate di Disco Notte. Ma è stato un bel fenomeno, perché io poi l'ho praticamente visto dal nascere, si può Eh dire, sì. no? Al netto della nostra conoscenza pluriennale che abbiamo, però io poi l'ho visto nascere e tutta l'evoluzione è stata interessante. Credo che io con la band con la quale suono, gli RBM Project Band, sia stato il primo, uno Sì, dei sì, primi, uno uno dei dei primi, primi se non il primo siamo al terzo o quarto, insomma, qualcosa del genere. che appunto che abbiamo suonato lì. Quando ancora avevamo i cellulari. Cellulari e avevi un minimo di attrezzatura che però, Sì, vabbè, funzionava in ogni caso e quindi man mano poi ho visto l'evoluzione, ho visto tutta la strumentazione che purtroppo, non c'è più. cioè io ho visto proprio poco fa, l'avevo vista tramite appunto i social, tramite i video, ho visto le scene che già ero inorridito a vedere quelle scene, vedere adesso la devastazione mi ha proprio profondamente colpito, ecco. Ecco, ci tenevo tantissimo che l'avessi visto per l'ultima volta allo studio prima della demolizione, perché chi c'è stato è bello che lo veda, ecco, perché c'è stata una nascita, una fine dello studio, ma adesso noi torneremo più forti di prima, Beh, perché con tutta la solidarietà che mi state dimostrando, di tutti i vostri aiuti, possiamo tranquillamente ripartire, parte delle attrezzature sono già ritornate, adesso vediamo con tutte le serate che dobbiamo fare se riusciamo a acquistare anche un camper. E c'è tanta solidarietà, Bruno, questa è la cosa più beh, sì, bella. sì, in effetti è stato molto bello vedere il movimento che si è creato dopo questa, diciamo così, disgrazia, perché in effetti è una, è Certo, una certo, disgrazia. certo. Per fortuna non ha portato così a conseguenze alle persone, per fortuna, ma insomma, sono cose che comunque ti Ti colpiscono, colpisco. poi vederle dal vivo. Certo, ma parlando di cose belle, ecco, gli Airbnb Project, cosa stanno facendo in questo periodo? Adesso gli Airbnb Project, dopo un periodo di fermo, che già si è protratto conseguentemente al periodo del Covid, abbiamo un po' ripreso, stiamo riprendendo. Simone ha dovuto lasciare per motivi di lavoro e quindi adesso stiamo testando un nuovo chitarrista, Mariano, che saluto se per caso ha modo di vederci. E quindi stiamo così, stiamo riprovando, stiamo Quindi un po'. appena siete pronti e appena sono pronto anch'io, faremo un altro disco notte. Ma sì, come no, certo, volentieri. Questa volta non più con i cellulari, ma con le Con le telecamere. telecamere, certo, sì. E poi, se ricordi bene, ci fu un incidente, si Sì, ruppe una corda in una corda di una diretta, una chitarra. roba che Sì, sì, tristissima, vabbè. sì. Però era Però bello perché loro. avevamo portato in porto la nave ugualmente. Esatto, esatto, si rompe il micantino Sì. e poi montando la seconda corda, ma lì a 2 minuti prima della trasmissione, che poi è rigorosamente in diretta, smontammo il micantino di un'altra chitarra, si ruppe anche quella. Sì, perché poi cercando le cause di questo fenomeno molto singolare, si scoprì che era un difetto nel ponticello della chitarra che purtroppo Roberto non si era mai reso conto di questo difetto. C'era rimasto incastrato un vecchio pallino di una vecchia corda che rompeva ogni volta, Il quindi, micantino. sì, e quindi purtroppo, vabbè. Benissimo. E la cosa più bella è che tu oggi sia qua, Bruno, a raccontarmi un attimino questo degli Airbnb Project. Ecco, invece, come fumettista, come disegnatore, ecco, cosa bolle in pentola a questo periodo? Beh, ci sono diverse cose, una delle quali è un libro che sto facendo che
ho già realizzato per la Tunue Editrice, dovrebbe uscire entro l'anno, insomma, mi hanno detto che l'uscita è imminente, è una graphic novel a fumetti, alla quale tengo molto, sulla quale stavo lavorando da molto tempo, già da prima del periodo del Covid, e quindi poi sono riuscito appunto a portarla avanti, a trovare un editore, e quindi siamo già addirittura d'arrivo. Questa è la Quindi, cosa principale. Poi più altre varie che insomma. ecco, ti ho visto che ogni tanto viaggi, vai da qualche parte, Beh, insomma. vabbè, nelle varie fiere, quando Ecco, ecco, capita, ecco, certo, sì, nelle fiere. L'anno scorso a ottobre sono stato premiato a Codogno, ecco, diciamo, un premio internazionale abbastanza importante. Ho ricevuto il secondo posto, mi sono piazzato al secondo posto, un premio sul satira e umorismo per una mia vignetta sull'intelligenza artificiale, ed è uno dei vari che durante la mia carriera mi hanno assegnato, e ho avuto l'onore di vedermi assegnato. Ecco. Quando eravamo ragazzini c'era un certo Dalmolin che faceva, o Dalmolino, cos'era No, che vabbè, c'era Molino, Molino, Walter Molino è, vabbè, il famoso vero, faceva caricaturista ecco, delle copertine del Grand Hotel, ecco, ecco, e ecco. che era, non so se devo ammettere la mia ignoranza, non so se esista Non ancora te lo Grand so dire, Hotel. però mi ricordo che mi affascinava vedere queste vignette. Però sì, era una rivista, un periodico illustrato molto noto all'epoca. E oggi c'è Bruno Olivieri, quindi andate a guardarvi Vabbè, tutte. adesso stiamo parlando dalle stelle No, 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 a no. Bruno Olivieri, ecco. Bruno Olivieri non è da meno, perché io ve Bontà lo tua, assicuro. bontà tua. Bene, Bruno, qualche altra notizia da dare al tuo proposito della tua carriera artistica? Beh, proprio oggi è disponibile su Amazon, l'ultimo mio volume prodotto dall'Independent Publisher, con la quale ogni tanto mi diletto a autoprodurmi le cose, diciamo, i fumetti che faccio, ed è una raccolta della striscia del Piccione Julius. È un personaggio che ho creato nel 2009, è stato pubblicato in varie testate, in varie riviste, è tuttora reperibile in edicola per la Panjoy Comics. Ho raccolto le prime 90 strisce in questo volumetto, che ho intitolato La paura fa 90, ed è disponibile proprio da oggi su Amazon per chi Quindi volesse. acquistiamo tutti, e lo mettiamo anche in link in descrizione, acquistiamo tutti questo volumetto perché veramente deve essere delizioso. Bontà vostra. Bene, allora da Maurizio è tutto, da Bruno è tutto, ci vediamo. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao!